Oggi presentiamo il suo libro Da Piave a Livenza. Sì. Perché questo libro? Ma diciamo questo libro nasce da una serie di osservazioni che io ho fatto, così tornando poi al mio paese di Vibano da Treviso, di questo logoramento continuo delle parole dialettali, soprattutto a causa della morte di questi mestieri di strada che portavano con sé tutta una serie di attività legate proprio alla natura, al lavoro, alla vita dei campi, e quindi logicamente legate anche al dialetto, perché lo strumento di questi personaggi era uno strumento che aveva una origine, che aveva poi anche una dizione dialettale. Ecco, tutto qua. Poi queste mie prime osservazioni, queste mie prime ricerche mi hanno portato ad avere un certo numero di vocaboli a disposizione, e allora ho scritto Parlar de Vivan, che è uscito con l'edizione di Canova alla fine degli anni 90. E in questo Parlar de Vivan, oltre che a parlare della vita del paese, eccetera, delle attività agricole e dei mestieri ancora di strada che resistevano malgrado, diciamo, lo sviluppo tecnologico, ho avuto, diciamo, lo spunto da parte del mio editore Canova di dire: ma perché, dice, non raccogli e non metti da parte tutte queste parole che tu hai raccolto? Le raccoglievo in scatole di cartone e ogni scatola aveva una lettera, quindi praticamente non ho fatto altro che aprire queste scatole e ordinare attraverso il computer, diciamo, queste parole, ed è uscito nel 2000 il dizionario del dialetto trevigiano di Sinistra Piave, nel 2000. Questo dizionario ha avuto certe vicissitudini, nel 2010 è esaurito, e allora l'editore nuovo, prima è stato edito da Canova, questo editore che aveva recuperato, diciamo, la tipografia Zoppelli, ha detto: ma facciamo una ristampa. Ma la ristampa mi sembrava una cosa troppo, diciamo, direi legata all'altro libro, anche perché in 10 anni gli sviluppi della linguistica dialettologica avevano portato tante variazioni, tanti cambiamenti, e quindi ho pensato, dico, rifacciamo in certo senso questo libro, e l'ho rifatto secondo una tecnica diversa. Invece che seguire solo l'ordine alfabetico, ho seguito sia l'ordine alfabetico che, diciamo, anche il raggruppamento di parole secondo il senso, al sensum, e quindi a un certo momento è venuto fuori un vocabolario che è stato diverso rispetto al primo. Ecco anche la necessità di dare un titolo differente. Quindi il titolo, così l'ho pensato, ho pensato a questi due fiumi che chiudevano la nostra zona, e l'ho intitolato Da Piave a Livenza. Sinistra Piave, destra Livenza. Ecco, tutto qua è il corso. Poi naturalmente, così in poche parole si sta presto a dirlo, ma quest'estate per poterlo redigere abbiamo lavorato 6 mesi, io e mia moglie che mi aiutava, praticamente quasi 10 ore al giorno, e a 80 anni fare un lavoro di questo genere per rimescolare tutte le carte che c'erano dentro, insomma, le assicuro che è stata una fatica notevole. Però ho anche il piacere che l'editore lo abbia ritenuto valido e me lo abbia pubblicato. Ci sono molti dialetti all'interno del dialetto stesso. All'interno dello stesso paese ci sono le zone, diciamo, che sono più agricole, che sono più lontane, mantengono ancora le forme interdentali Z, e, diciamo, sia la sonora che la sorda, di piazza, zucca, zuccol, calzette, eccetera, e praticamente quelle altre più la sonora di zioba, diciamo, che stanno scomparendo dalla pronuncia, diventano sempre più flebili,
anche perché viene considerata questa forma così contadina, diciamo, no? Mentre è proprio la forma che è caratteristica della nostra zona. Perché? Perché la nostra zona si distingue, giusto, dal trevigiano vero e proprio per queste differenze, diciamo, delle interdentali sorde che sono, e sonora, che sono proprio, come direi, il marchio di fabbrica del nostro dialetto qui. Quindi ecco, io ho cercato di mantenerle, anche perché non esiste un grafema che distingua questi due fonemi. Non esistono questi due grafemi e ho dovuto ricorrere a una tecnica, diciamo, di mettere insieme la D e la H per l'interdentale sonora, Rioba per esempio, e la Z e la H per l'interdentale sorda di Piazza, Zucca, eccetera. Ecco. Quindi anche questa risoluzione che ho preso è dovuta al fatto che noi manchiamo del segno che invece c'è diciamo per il greco e per le lingue anglosassoni e lo spagnolo. Lo stesso spagnolo dice plaza invece che dire noi diciamo piazza, lui dice plaza. Quindi sono suoni che esistono anche in lingue importanti, dunque perché doverli così, diciamo, attutire o far scomparire per l'influenza del veneziano? Il veneziano resta sempre la nostra lingua madre, però diciamo noi ci distinguiamo proprio per queste caratteristiche fonologiche. Che significato ha oggi parlare ancora dialetto, scrivere libri in dialetto e per i nostri giovani mantenere il dialetto? Ecco, ha un significato, diciamo, che per me è fondamentale. Ci radica in una determinata zona, anche se lo sviluppo fa sì che noi siamo costretti a girare, andare da una parte a un'altra. Diciamo, il fatto stesso, guardi, io le racconto un particolare. Sono stato negli anni, fine degli anni 90 in Belgio, e in Belgio dove c'erano tanti emigrati nostri. E in un campo ho visto che lavorava una persona. Dal modo come lavorava ho capito che quello era un nostro compaesano, cioè un nostro di questa zona. Mi sono avvicinato senza che lui si accorgesse e gli ho detto «Ça fait ou quoi?» Lui è sembrato preso dall'elettrico, è rimasto lì fulminato, si è voltato e mi ha detto «Ma da dove vieni tutti?» «Da dove vieni tutti?» «Mi viene da Godega», ho detto, «e mi sono de Bassan». Ecco, vede, praticamente, ecco, il fatto stesso di esprimersi in un determinato modo ha fatto sì che quest'uomo ha recuperato in un momento solo tutta la sua vita che da 30 anni o 40 anni probabilmente aveva dimenticato nella cosa. Ecco, quindi questo è il senso del dialetto. Il dialetto porta con sé l'immagine della vita e quindi è vita. E quindi farlo scomparire vuol dire far scomparire anche una parte della nostra storia, insomma, ecco. Ci fa un saluto in dialetto ai nostri telespettatori? Bene, mi ve salute e sono contento di essere qua a Vittorio, l'ho anche studiato nel 1944 e praticamente da questo momento in qua avrò un pensiero più serio e più sentimentale della vostra città. Grazie.